5. Mercoledì 24 maggio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Oggi leggeremo assieme il Gazzettino, diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina. Ecco come si apre l'edizione di oggi, notizia in primo piano. Guerra delle epigrafi in tribunale, affissioni selvagge e annunci funebri strappati. Il titolare di un'impresa denuncia 3 colleghi per concorrenza sleale. Lo mando in galera, il gesto delle manette, inchiesta anche per minacce, ma il giudice ha deciso di archiviare. Hotel a un pezzo, tutti assolti, i lavori ripartono, Cortina, il giudice scagiona i 3 imputati, corsa per finire la ristrutturazione per il 2025. Feltre ferma il pirata, ho fatto solo il mio dovere, ho solo fatto il mio dovere, ero al posto giusto al momento giusto, parla Graziano Zabot, l'istruttore capo dei Vigili del Fuoco di Feltre che ha fermato il pirata in fuga. Notizia che riguarda Feltre e che è accaduta nella giornata di ieri dopo un investimento appunto l'autista ha cercato di scappare. Oggi l'approfondimento lo troveremo a pagina 6. La foto di copertina ci porta in Marmolada, Rocca Pietore il 2 luglio, una messa a Punta Pegna. Budel riapre la Marmolada, voglio onorare le 11 vittime. Dopo la tragedia delle 11 persone uccise da un serracco, a giugno riapre Capanna Punta Pegna, oggi sepolta dalla neve. Sono stati i parenti delle vittime a convincermi, dice il gestore Carlo Budel, il 2 luglio un evento per ricordarle. Giro d'Italia, attese 3.000 persone in alberghi e bed and breakfast, ovviamente della provincia di Belluno. Ormai le tappe sono in arrivo. Il progetto di Cortina, unire ciclismo e sci prima dei giochi, una tappa con l'arrivo a Rumerlo. Riportare il Giro d'Italia a Cortina con uno spettacolare arrivo di tappa, magari ai piedi della Tofana, in un luogo iconico come Rumerlo al traguardo delle piste da sci di Coppa del Mondo, Mondiali, Olimpiadi 56 e dei Giochi Invernali 2026. È una ipotesi che il sindaco ampezzano Gianluca Lorenzi accoglie con interesse. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, RC Auto in provincia aumentano le polizze e dal capoluogo plateatici allargati sconto del 50%. Richiami che ci portano anche nel mondo dello sport, volley, DRL azzurra, preso Andrea Schiro, schiacciatore e campione del mondo ed Europa. Feltre Donangelo guiderà 8 parrocchie, collaboriamo, questo è il suo appello. Feltre, maratona di lettura al via, sarà dedicata ad Ammaniti. Testi e film del premio Strega 2007 Nicolò Ammaniti saranno al centro delle 3 giorni di letture che si alterneranno grazie ai volontari. Questa quindi è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno, notizia in primo piano ovviamente riferita al Giro d'Italia prossimo ad entrare in provincia di Belluno. Verso il Giro, questo è il titolo, bed and breakfast ed alberghi pieni, attese 3.000 persone, sta per entrare nel vivo la settimana rosa, soddisfatti gli operatori del settore, nei territori interessati dalle 2 tappe di domani e venerdì, posti letto tutti esauriti. A Longarone tutto sold out, parte della carovana ospitata tra Conegliano e San Vito di Cadore. In Val di Zoldo strutture aperte anche se per un periodo così breve. De Pellegrini, il sindaco, è un investimento. Pazza idea ampezzana, Rumerlo arriva di tappa, l'anno prima dei giochi, sindaco Lorenzi e il presidente della Fondazione Longo interessati all'ipotesi che farebbe da preludio olimpico. Riportare il Giro a Cortina con uno spettacolare arrivo di tappa magari ai piedi della Tofana in un luogo iconico come Rumerlo. Staremo a vedere se dal sogno si passerà presto alla realtà. E sempre a proposito dell'arrivo del Giro d'Italia in provincia di Belluno, strade, la mappa dei disagi, domani necessaria pazienza dalla A27 alla provinciale Zoldana, chiusure fino alle ore 15. Tutte le informazioni le troverete a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Continuiamo con pagina 4, Renier, 600 ragazzi al comunale sul palco I Talenti. È tornato dopo il Covid l'evento avviato nel 2015 che premia i più bravi.
Notizie dal capoluogo, plateatico allargato, sconto del 50%, il comune va incontro ai commercianti e abbatte la tariffa per l'occupazione del suolo pubblico scattata dopo l'emergenza. Sarebbe stato un salasso mantenere lo spazio extra che era stato concesso, soddisfatti i titolari degli esercizi pubblici. E intanto continua il lavoro su The Horse, venerdì il vice sindaco Gamba a confronto con la sovrintendenza, poi le nuove regole. E sempre dal capoluogo l'iniziativa Nevegal Beer Fest, la manifestazione aprirà la stagione estiva sul Colle ed ecco appunto uno scatto dei promotori di questa iniziativa assieme all'amministrazione comunale appunto del capoluogo bellunese. Ed ecco la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. La guerra delle epigrafi finisce in tribunale. L'impresa Donadel ha denunciato 3 colleghi rei a suo dire di strappare o rimuovere annunci di concorrenza sleale, ma anche dopo l'opposizione all'archiviazione il giudice non procede, non ci sarebbero elementi penalmente rilevanti. Nel mirino della casa funeraria di via Marisiga, le aziende Caldart, Ganz e Gelisio, il caso è archiviato. Dal capoluogo terremoto, 150 anni, arriva il presidente INGV. Era il 29 giugno 1873 quando una scossa mise in ginocchio mezza provincia il convegno con Carlo Doglioni, presidente di INGV, che ovviamente dà il cognome a una profonda radice bellunese. E vediamo in questo scatto l'immagine di Piazza Duomo dopo il terremoto appunto del 1873. La decisione antena telefonica in via del Piave, il TAR ha dato ragione al comune, ma Iliad, che chiedeva di realizzare l'impianto, non si arrende e ricorre al Consiglio di Stato. Passiamo alle notizie che riguardano Feltre, con pagina 6, villa pericolante, la via diventi a senso unico, appello dell'Istituto Carenzoni Monego al Comune per la nuova viabilità da Foen, le richieste dopo le perizie sulla dimora di cui l'ente di beneficenza è proprietario. Sempre da Feltre, notizia di spalle, Telva Trail tra musica e gare nel ricordo di Maria Cristina, la manifestazione inizia venerdì, le gare domenica. E ancora da Feltre, Don Angelo guida la maxi parrocchia Un Solo Consiglio, parroco unico per Nemeggio, Sanzana, Villa Paiera, Zermena, Anzù, con cattedrale, Sacro Cuore e Santa Maria. Vediamo in questo scatto appunto il vescovo Marangoni che ha affidato le 8 parrocchie a Don Balcon. Buon lavoro a Don Angelo. Continuiamo con il Feltrino, sempre da Feltre, ferma il pirata, solo il mio dovere, parla l'istruttore capo Graziano Zabot che lunedì ha bloccato l'automobilista in fuga dopo lo schianto. Il vigile stava facendo servizio di fronte alle scuole quando ha avvistato l'automobile e si è insospettito. Ero al posto giusto al momento giusto, questa è la sua dichiarazione, quando ho visto quella vettura incidentata ho capito tutto. Il pedone travolto resta in prognosi riservata, l'investitore denunciato a piede libero. Cesio Maggiore, raccolta differenziata, obiettivo 90%, il nuovo metodo di porta a porta spinto consentirà di migliorare il riciclaggio che è già all'86%. Altre 2 notizie da Feltre, il progetto del coro feltrino sbaraglia tutti i concorrenti e sale sul podio. Sempre da Feltre, l'INA taglia il traguardo dei 100 anni, una lunga vita di lavoro e sacrifici. Festa a casa Biacoli d'Inca per nonna Angela. Continuiamo con Punta Pegna, riapre dopo la tragedia, Budel torna alla capanna in Marmolada, ero perplesso ma sono stati proprio i parenti delle vittime a spronarmi. Il 2 luglio cerimonia per gli 11 scalatori uccisi dal Serracco e chi non salirà in quota potrà seguire su maxi schermo. Mi hanno detto vai Carlo, i nostri cari avrebbero voluto così perché la vita deve andare avanti, il rifugio era sepolto dalla neve, per poter entrare è stato necessario rimuoverla in blocchi con la motosega, come si può vedere da questo scatto. E vediamo appunto il feltrino Carlo Budel, storico gestore del rifugio, ieri al lavoro per disseppellire il locale. Era ben ghiacciata, l'abbiamo tagliata con la motosega, come si può vedere da questo scatto. Tutto è pronto quindi per l'apertura estiva e soprattutto per ricordare le vittime dell'immane tragedia che ha colpito 11 persone, 11 famiglie l'anno scorso in Marmolada. Cencenighe, rimaniamo in Agordino, giunta nuova di zecca e giovane per il rieletto sindaco Soppelsa. Ponte nelle Alpi torna al Motor Street con il campione Botteon. Passiamo a Cortina, hotel Ampezzo dissequestrato e tutti assolti, non c'è reato, la procura incassa il definitivo stop, il giudice libera imputati e il cantiere dopo 2 anni di processi e costi pesantissimi. E sempre da Cortina, pronto un nuovo medico e Codivilla monitorato. San Pietro di Cadore, siamo in Comelico, 10 anni di albergo diffuso, un convegno sul turismo.
Passiamo allo sport, pallavolo, Schiro, un campione del mondo alla corte del tecnico Colussi. La DRL presenta oggi il nuovo schiacciatore, ha già in bacheca un titolo iridato Under 21 ed uno europeo Under 22. Con i suoi 203 cm è l'elemento più alto della rosa, proviene da Motta di Livenza in A2. E dalla rubrica Cultura e Spettacolo, ribalta internazionale per i giovani talenti, con la proclamazione dei vincitori dei concorsi di canto lirico e Città di Belluno, cala il sipario sulla rassegna musicale organizzate da Gocce di Sole al Comunale. Editoria, raccolti in un volume i 40 anni del No Filò, notizia che ci porta a Cenciniga Gordino, e ancora l'appuntamento Erdogan in bilico, se ne parla a Liberlar. Altro appuntamento, Afghanistan, missione di pace spiegata dal generale Burigo. In questo caso l'appuntamento è per sabato 18 a Palazzo Fulcis, mentre l'incontro di Liberal è in programma per il 28 di maggio. E con questa notizia è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione Bellunesi nel Mondo.